Corsa di chiusura dal Savio per questo primo lunedì del mese di agosto. Si chiude con sole femmine di 3 anni. Sono 11 al via: Fox Matley, From the Top, Felicidad G-Font, Faywise S, Liberty Fast, Flame AD in prima fila, Fabulous Lady TC, Formentera Griff, Ferilli Griff, Fallaci di Casei e Franca Daghi in seconda. I favori sono per il numero 4 Faywise AS, Marco Stefani in sediolo. Molto giocata anche Felicidad G-Font, nonché Liberty Fast e Formentera Griff. Macchina che intanto prende velocità. Accelera con Felicidad G-Font e Faywise S subito alle prese. C'è anche però la partenza di From the Top che lascia all'esterno le avversarie e all'interno parte molto svelto anche Fox Matley che conquista il comando, ora attaccata da From the Top che però non passa. Fox Matley dunque leader dopo i primi 200 in 15,1. Rimane all'esterno e poi sbaglia From the Top. Numero 2 From the Top, in seconda posizione squalificato. Fabulous Lady, mentre all'esterno dopo 400 metri in 33 si presentano Felicità G-Font e in terza ruota Faywise S che insiste nella sua progressione, costringe Felicità G-Font a portarsi su Fox Matley e intanto i 600 volano via in 46,1 con Faywise sempre in terza ruota, con Felicidad invece che rimane lì a ridosso di Fox Matley. Alla corda c'è sempre Fabulous Lady, mentre c'è la progressione delle retrovie di Liberty. Liberty Fast progredisce in quarta corsia addirittura per l'anticipo di Formentera di Ferilli Griff, scusate, Ferilli Griff che ora va sui primi dopo 1 chilometro in 1:16,8. Ferilli Griff va su Fox Matley che difende comunque la posizione di testa. Seconda posizione si mantiene Fabulous Lady TC. Insiste Ferilli ma allunga ancora Fox Matley, poi c'è lo scatto di Formentera Griff in terza corsia. Cavallo del Mare al completamento della piegata con Fox Matley che entra al comando, deve vedersela con Ferilli Griff, con Fabulous Lady e con Formentera Griff, ultimi 80 metri di gara con lo scatto a centropista di Formentera Griff e all'interno quello di Fast Lady di Fabulous Lady TC che probabilmente riesce a spuntarla, il numero 7 di Fabulous Lady che dovrebbe aver avuto ragione di Formentera Griff. Andiamo a rivedere comunque se ci viene ripresentato il finale. Vedete Fox Matley nelle battute conclusive accusa, all'interno si avvantaggia Fabulous Lady TC e nel finale riesce a respingere tutti i tentativi di Formentera Griff che è soltanto seconda. È successo quindi a sorpresa e a grossa quota direi per Vincenzo Luongo che raddoppia in giornata grazie a Fabulous Lady TC. Vincenzo Luongo per conto di Marco Azzaroni della scuderia Michales. È tutto per questo convegno di corsa, naturalmente aspettate la fotografia. 781 dovrebbe essere l'ordine d'arrivo comunque e l'appuntamento è per domani sera, martedì 6 agosto, con l'ultima eliminatoria del Tommaso Grassi Award Super Frustino 2024 e la quinte